nostro che sei nei cieli, santo il tuo nome, nessuno è come te, oh Padre, nostro che sei nei cieli, santo il tuo nome, nessuno è come te. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo, tutto il creato ti adori. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo, tutto il creato ti adori. Dacci oggi il nostro pane, ho fame di te, tu sei la fonte di ogni bene, e perdona il mio peccato e guarito io sarò, aiutami a perdonare, non esporci alla tentazione, e libero io sarò da ogni male che mi seduce. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo, tutto il creato ti adori. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo, tutto il creato ti adori. Tuo è il regno, tua è la potenza, tua è la gloria, in eterno Amen. Tuo è il regno, tua è la potenza, tua è la gloria, in eterno Amen. Tuo è il regno, tua è la potenza, tua è la gloria, in eterno Amen. Tuo è il regno, tua è la potenza, tua è la gloria, in eterno Amen. 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 Vieni Spirito, riempici di te, vieni Spirito, passa in mezzo a noi, vieni Spirito, della tua grazia riempici, vieni Spirito dei cieli santi, apri i cieli su di noi, riempici di te, ora Signore, col tuo fuoco.
tuo fuoco. Shara yes nasera la rakera ye. Oh maya vashini yes nasera kaye. Ore ashevara la yes nasera keda ye. Ore yeshena yesera magaye. Vieni Spirito. Vieni Spirito. Battendoci di te. La tua unzione su di noi. Oh, vieni Spirito. Vieni Spirito. Vieni su di noi. Vieni su di noi. Apri i nostri cuori. Vieni dentro di noi. Vieni Spirito. Scruta i cuori, Signore. Scrutali nella profondità. Rivela a noi, Signore, quello che c'è. Apri i cieli su di noi. Apri i cieli su di noi. Venga il tuo regno, il tuo regno, il tuo regno ora su di noi. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno su di noi. Oh, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni su di noi. La potenza, tu hai la gloria, in eterno, in eterno, in eterno. Tu hai il regno, tu hai la potenza, tu hai la gloria, in eterno, in eterno. Amen. Amen. Andiamo a leggere 1 Re, capitolo 12, da versetto 3. Così Geroboamo e tutta l'assemblea di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero: tuo padre ha reso il nostro giogo pesante, ora tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il giogo pesante che egli ci ha imposto, e noi ti serviremo. Egli rispose loro: andatevene e tornate da me fra 3 giorni. E il popolo se ne andò. Allora il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di suo padre Salomone, quando era in vita, e disse: che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? Quelli gli risposero dicendo: se oggi ti farai servo di questo popolo e li servirai, se ti mostrerai condiscendente verso di loro e dirai loro buone parole, essi saranno tuoi servi per sempre. Ma Roboamo rifiutò il consiglio degli anziani che gli avevano dato, e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio, e disse loro: che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo: alleggerisci il gioco impostoci da tuo padre? Allora i giovani che erano cresciuti con lui risposero dicendo: così risponderai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo: tuo padre ha reso pesante il nostro gioco, ora tu alleggeriscilo. Così direi loro: il mio dito mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Perciò se mio padre vi ha caricato di un giogo pesante, io lo renderò ancora più pesante. Se mio padre vi ha castigato con fruste, io vi castigherò con flagelli. Amen. Vi potete sedere. Muore Davide, già era morto veramente. Muore Sansò, va bene, tutti li ci dicono.
Muore Salomone, oltretutto nel libro dei re la sua morte non è una cosa proclamata come un re che aveva fatto, che aveva finito i suoi giorni nella maniera positiva, aveva finito i suoi giorni in una maniera tragica, nel vero senso della parola. Aveva lasciato un grande regno nelle spalle di suo figlio, ma spiritualmente era proprio zenith, zero totale. Che succede? Che Salomone aveva sposato la bellezza di 700 donne e ne aveva 300 di concubine, quindi aveva in tutto 1000, un esercito di donne al suo fianco. Ognuna di loro adorava un dio e Salomone, per tenerle tutte tranquille, si, tra virgolette, prostituì a tutti questi dei, dimenticando il Dio di Israele. E in questa sua follia Dio gli parla e gli dice: il tuo regno sarà diviso, o meglio, il tuo regno sarà tolto, solo una tribù ti seguirà, a tuo figlio sarà data solo una tribù, che dovrebbe essere la tribù di Giuda, ma anche quella di Beniamino poi si unì a quella di Giuda. Le altre 10 tribù se le prende Geroboamo. Ok? Non facciamo confusione tra Roboamo e Geroboamo. Roboamo è il figlio di Davide, di Salomone. Geroboamo era uno che passeggiava così, un profeta ci disse: ora tu erediterai 10 tribù. Non era nessuno. Che succede? Che Salomone, visto che aveva ricevuto tutto questo regno, chiede consiglio. Amen. Quanti di noi non avrebbero chiesto consiglio? Roboamo ha chiesto consiglio. Quanti di noi non avrebbero chiesto consiglio? Se non che Roboamo in realtà già dentro di lui sapeva cosa doveva fare. Cercava le persone che lo consigliavano come lui voleva essere consigliato. Roboamo figlio di Salomone. Cercava persone che accondiscendessero al suo volere, al suo benessere. E quindi che cosa fa? Si consiglia con i suoi amici, che erano uno più pazzo dell'altro, perché già lui era pazzo, nel senso che era viziato, era una persona viziata, perché uno che era figlio di uno dei più grandi re che Israele abbia mai avuto, se non il più grande re in assoluto dopo Gesù, amen. Più di Davide, il suo regno fu più grande di quello di Davide aveva quantità di oro che io leggevo a chili, ma non a chili, 2 chili, 3 chili, migliaia e migliaia di chili di oro. Aveva costruito un altare a 6 gradini con 2 bei leoni, tutto in oro massiccio. Quindi era talmente ricco che si poteva permettere qualsiasi cosa, se no come le manteneva 1000 mogli? Già per mantenerne una, figuratevi 1000. Quindi aveva, e chissà quanti figli aveva, ed erano tutti viziati, soprattutto Geroboamo era viziato. E i servi di Roboamo, scusate, e i servi di Roboamo erano più viziati del figlio, perché avevano la stessa età. Che cosa fa Roboamo? Anziché ascoltare il consiglio dei saggi che avevano mantenuto il regno del papà di Salomone, cerca il consiglio che più fa piacere a lui. Quindi Roboamo rifiutò il consiglio di chi era esperto, che già aveva attraversato determinate prove, determinate situazioni, quindi già conoscevano la situazione, conoscevano il regno di Salomone, conoscevano quello che andava bene e quello che andava male. E allora, giustamente, consigliano bene. Che cosa consigliano? Gli dicono: dagli ascolto, perché tuo papà, arrivato a un certo punto, era diventato veramente pesante. E allora che succede? Che invece Geroboamo va da quelli che sono senza esperienza. Vanno dagli amici che rappresentano la frivolezza, non la sapienza. Che cosa doveva fare questo nuovo re? Doveva essere un pochino più di cuore
e iniziare a capire che aveva una responsabilità. Lui pensava di avere una responsabilità sola, su se stesso. La responsabilità di andare avanti e di mantenere il benessere che il papà gli aveva garantito. E invece che succede? Che il cattivo consiglio dei giovani non solo gli fanno perdere 10 tribù, cioè un sacco di territorio, un sacco di ricchezza, quindi lui si impoverisce, non diventa più ricco perché voleva diventare più ricco dando più tasse, caricando di più il giogo che Salomone aveva messo sul popolo e lui invece che cosa fa? Caricando questo gioco di più lo spezza, lo rompe e quindi 10 tribù lo abbandonano. Le 2 tribù che restano con lui non è che possono garantirgli il benessere che aveva prima, sicuramente. Quindi ha perso, pensava di guadagnare seguendo il consiglio degli amici, e invece ha perso. Non si è accontentato neanche del meno che poteva avere, che poteva garantirgli invece avere tutte e 10 le tribù, tutte e 12 le tribù. Quindi noi sappiamo che questo uomo era viziato, non era di cuore, e Dio lo sapeva che non era di cuore. Non è che Dio organizza le cose e non sa come le organizza. Lui lo sapeva che era una persona arrogante, che era piena di sé, che non gli interessava niente del popolo. Dio lo sapeva perché fu il cattivo guardare il papà. Quante volte l'abbiamo detto? Che gli esempi sono importanti nella nostra vita. Salomone fu un cattivo esempio alla fine della sua vita per suo figlio Roboamo. Salomone fu cattivo esempio per suo figlio. Non solo, non gli diede neanche la possibilità di fargli fare un apprendistato. Anche Salomone alla fine della sua vita dimostrò di essere un re fragile. Tutta la sapienza che aveva lo ha fatto smarrire, non gli ha fatto guadagnare di più. Ha perso anche il suo cuore. Infatti quando Salomone, il libro dei Re ci racconta della fine di Salomone, dice il cuore di Salomone non era più come quello di Davide. Era cambiato. Come cambia il cuore di un uomo? Cambia quando cerca di accontentare tutti nella maniera sbagliata. Non è rimasto fermo nella parola di Dio, non è rimasto fermo nella sapienza che aveva avuto, si era dato a tutte queste donne e tutte queste donne lo avevano inquinato nel cuore e nell'anima. E i consiglieri, io penso che anche i buoni consiglieri sono stati incapaci di parlare con Salomone e dirgli di ritornare sulla retta via. E quindi Roboamo, arrivato a un certo punto, ha seguito le orme del papà. Luca 3, versetto 4. Come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia che dice: ecco la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato. I luoghi tortuosi siano raddrizzati e le vie scabrose appianate. E ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Abbiamo letto questo brano sabato scorso quando parlavamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni. L'ho preso oggi dal Vangelo di Luca perché Giovanni ci dà dei buoni consigli. Ed è giusto perché lui ha una saggezza particolare, è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e vuole dare ai suoi interlocutori degli indizi, delle parole. Ricordatevi che tutto quello che dice Giovanni Battista è rivolto al pentimento delle persone. Giovanni Battista con il suo battesimo non ha purificato nessuno, con le sue parole non ha tolto il peccato a nessuno. Lui non ha fatto niente che poteva portare le persone alla salvezza. Lui diceva preparate la via del Signore, quindi preparate la via della salvezza. Quindi noi otteniamo la salvezza, ma nel nostro cuore ci deve essere una misura di pentimento, perché se no lo Spirito Santo come ci convince che siamo peccatori? Noi siamo peccatori, ci dobbiamo convincere che siamo peccatori affinché questa preparazione dentro di noi faccia sì che Gesù dal punto A al punto B non si faccia tutte le curve, ma arrivi in una strada dritta all'obiettivo, nella tua vita e nella mia vita. Amen? Quindi
Che cosa dice Giovanni Battista? Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Quindi raddrizzare i sentieri significa non complicare le cose che Dio ha pianificato per noi. Non complicare la sua parola. Certe volte è così semplice da capire che noi ci dobbiamo fare sopra tutti i giri, tutti i rivoli affinché quella parola dica proprio esattamente quello che noi vogliamo che dica, come ha fatto Roboamo. Non ha permesso a Dio di rendere quella strada dritta. Lui l'ha complicata e nella sua completa complicanza ha creato curve, non solo nella sua vita, ma in tutta la discendenza reale. Quindi Dio ci dice raddrizzate, mettete dritto. Sapete come si costruiscono allora? 50 anni fa, 60 anni fa? Quando si costruiva una strada, si passava direttamente con il macchinario, si tagliava la terra e si faceva la strada. I ponti facevano pure. Oggi la tecnica è sempre più o meno la stessa, ma è cambiata un po'. Che significa che quando si deve fare una strada, si toglie sì la terra, ma la terra in più non viene più buttata di lato, viene riutilizzata per colmare le valli dove invece ci va la strada. Ok? Cioè, quello che viene tolto da una parte deve andare in un'altra parte sempre per la stessa strada. E siccome oggi siamo tutti green, cioè inquinare meno possibile, il tot di terra che si toglie deve essere riutilizzato e si fanno i calcoli in modo tale che la strada viene più dritta possibile, il materiale che viene in più, che dovrebbe essere eliminato da quella strada, viene riutilizzato per spianare, per mettere la terra dove poi ci va la strada. Ok? In modo tale che tanto tolgo, tanto aggiungo e viene la strada bella dritta. Quindi che vuol dire? Dobbiamo togliere quel pezzo di strada, quel pezzo di terra per creare sì una strada dritta, ma quella terra che io tolgo la devo andare a rimettere nella valle. E infatti ci dice poi colmare le valli. Raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sia colma. Cioè quello che noi togliamo dobbiamo andare a mettere dove manca. Che significa? Riempire i vuoti, colmare le mancanze. Questo significa. Ogni tanto noi manchiamo e il peccato di solito ci fa mancare. La giustizia che rende le strade dritte è chiedere perdono e colmare il vuoto che abbiamo creato. Riempire. Col nostro pentimento, col nostro chiedere scusa. Se no, il Signore lo stesso arriva dal punto A al punto B, ma ci mette di più. Perché dobbiamo vivere una vita nelle curve quando possiamo fare qualcosa di dritto nella nostra vita? Ed è una cosa che dipende da noi, non dipende da Dio. A noi Dio chiede di preparare la via. Poi dice ancora ogni colle abbassato, cioè rendere chiaro l'orizzonte, avere le cose chiare, vedere al di là dei colli. Più noi togliamo i colli davanti a noi, abbassiamo questi colli, più noi vediamo meglio e bene la parola di Dio e riusciamo a capire quello che il Signore ci vuole dire. I luoghi tortuosi, dice anche, i luoghi tortuosi siano raddrizzati. Significa, i luoghi tortuosi sono le curve vere e proprie. E significa rendere chiaro e lineare, cioè rendere lineare le cose. E infine poi dice le vie scabrose. Le vie scabrose è un poco complicato, però si riferisce agli scandali. Erode il tetrarca, ed era riferito proprio a lui, perché se voi continuate a leggere nei versetti successivi, Erode il tetrarca aveva meditato di metterlo in carcere, perché lui era uno di quello che aveva le vie scabrose. Qual era la sua via scabrosa? Che la fidanzata era la moglie del fratello. Ok? Quindi Giovanni ci dà delle indicazioni chiare. Noi dobbiamo avere una vita che deve essere quanto più possibile lineare. Noi dobbiamo creare una strada dentro di noi che sia quanto più possibile dritta. Lo so che è complicato.
Se no non ci vorrebbero 20 anni per costruire un'autostrada, 20 anni, da noi ci vogliono 20 anni. Noi siamo complicati e ci mettiamo 20-30 anni, da altre parti ci mettono 2-3 anni. Ma noi siamo complicati come italiani, va bene, ma dobbiamo farlo. Se non mettiamo mano all'opera del Signore, noi non faremo mai quella strada e staremo sempre nello stesso punto, aspettando che ci cada la fico dal cielo, così si dice, la fico mucca. Giovanni continua ancora, Luca 3,10, che Giovanni non parla solo di teoria, parla poi di cose pratiche. Ora le folle le interrogarono dicendo: che faremo noi dunque? Perché le folle non l'avevano capito. Dice sì, va bene, ma che vuol dire nella pratica? Allora egli rispondendo disse loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli chiesero: Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non riscuotete nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Anche dei soldati lo interrogarono dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non fate estorsione alcuna, non accusate falsamente alcuno, e conservatevi e contentatevi della vostra paga. Allora, dice così: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Condividere quello che si possiede. Questo aiuta a raddrizzare la nostra via. Sono consigli pratici, nel senso che Dio ci dice di condividere quello che abbiamo. Ma se fosse solo un consiglio pratico, nella nostra vita sarebbe inutile. Perché con questo lo fanno anche i pagani, lo fanno anche quelli che non conoscono Gesù. A noi però deve produrre qualcosa di spirituale. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo condividere anche quello che spiritualmente noi abbiamo e gli altri non hanno. Va bene, non si ferma solo sul pratico, ma se noi non pratichiamo la giustizia, come pretendiamo che spiritualmente otteniamo lo stesso risultato? Ci siete? Quindi fisicamente, umanamente noi dobbiamo condividere quello che abbiamo con chi non ha niente. Ma nello stesso tempo, spiritualmente, noi dobbiamo condividere il messaggio del Vangelo con chi ancora non ce l'ha. Guardate che Giovanni ci dà 3 indicazioni. La prima indicazione è spirituale, cioè quella di rendere quello che c'è dentro di noi. Lo Spirito Santo che noi darlo a chi non ce l'ha. Il cibo spirituale che noi abbiamo ottenuto, darlo a chi ancora non ce l'ha. Questo significa spiritualmente. Ma non vi scordate la pratica. Dovete condividere quello che avete. Amen. Dì alla persona davanti a te: condividi. Amen. Dovete condividere con chi è mancante, a livello umano e a livello spirituale. Poi guardate che cosa dice. I pubblicani, si presentarono là dei pubblicani: Maestro, noi che dobbiamo fare? Non riscuotere nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Non riscuotere nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Ci sono 2 indicazioni qua. Siccome erano dei pubblicani, non lavoravano per conto loro, erano dipendenti dello Stato romano. Quindi per lo Stato romano loro riscuotevano le tasse. Erano furbi, che facevano? Tanto gli altri erano poveri ignoranti, chiedevano più di quello che in realtà dovevano riscuotere. A noi che cosa vuole dire? Che noi non dobbiamo pretendere di più di quello che la legge ci impone. O meglio, siccome i pubblicani erano dipendenti dello Stato, a noi viene chiesto di essere obbedienti alle leggi dello Stato. A noi viene chiesto di essere... L'ho scritto così lo capite meglio, pubblicani. Quindi fare le cose secondo giustizia non spirituale, giustizia umana, ubbidire alle autorità umane che sono preposte nella nostra vita, che non è il pastore, qua si parla di Stato. Noi dobbiamo essere un esempio davanti alle persone di questo mondo, che noi rispettiamo la nostra patria e le leggi che sono nella nostra patria. Ok? Questo significa spiritualmente, però, dobbiamo praticare la giustizia non secondo il nostro metro, ma secondo l'ordine di Dio.
Dio ci dà delle indicazioni. Come a Roboamo Dio aveva dato delle indicazioni, ma lui non ha voluto seguire quelle indicazioni. Noi siamo chiamati a essere, a condividere Gesù nell'ordine di Dio, non secondo il nostro ordine, non secondo il nostro modo di vedere. Dio ci ha mandati e noi dobbiamo essere ambasciatori. Noi facciamo parte di uno Stato che non è più quello, non è solo quello terreno, quello italiano, ma noi facciamo parte del Regno dei Cieli. Quindi noi siamo come ambasciatori del Regno dei Cieli, coloro che riscuotono, tra virgolette, le persone per il Regno dei Cieli. Noi non dobbiamo pesare su di loro, perché i pubblicani pesavano sul popolo, prendevano più di quello che dovevano prendere, quindi erano un peso per il popolo. Noi non possiamo essere un peso per quelli che devono essere guadagnati a Cristo, noi dobbiamo essere un sollievo. Amen. Quindi tu devi recuperare le persone per il Regno dei Cieli, ma secondo l'ordine di Dio, non secondo il nostro ordine. Amen. Il terzo punto di Giovanni è non rubare, non mentire. Accontentati di quello che Dio ti provvede. Ovvio che non dobbiamo né rubare né mentire, mi pare che qua lo sappiamo tutti che è così, no? Sì o no? Sì o no? Sì. Sicuri siete, vero? Ogni tanto una mezza bugia la diciamo. Ogni tanto la caramellina la rubiamo. Io ve lo devo confessare, in questi mesi di dieta ho rubato ogni tanto un cucchiaino di Nutella, fin tanto che il barattolo è finito. No, e poi ho accusato Maria Antonietta, al pastore Maria Antonietta, dice, ma il barattolo è finito, ma te la sei mangiata tutta, no? Bugia e rubare, vedete che siamo obbediti. Quindi non fate come me. Ok, quindi però anche in queste cose ci fanno capire che siamo facili a scivolare. L'altro giorno si parlava della signora che aveva vinto al Gratta e Vinci e il proprietario, prendendo in mano il biglietto, è scomparso in 2 secondi. Il Gratta e Vinci rende l'uomo ladro. Sto ragionando per i fatti miei. Non è stato neanche furbo, voglio dire, ecco, umanamente parlando poteva fare meglio. Però noi non dobbiamo incoraggiare queste cose. Amen? Noi dobbiamo incoraggiare la verità, perché noi siamo valutati su queste cose dalle persone, ci guardano, e quanto più la nostra vita è retta e sana, tanto più noi guadagniamo le persone a Cristo. Amen? Non ve lo scordate, perché le persone se lo segnano se noi diciamo una bugia. E se lo segnano a vita. Potete dire tantissime belle cose, ma si ricorderanno sempre di quel torto subito. E poi ce ne vuole per recuperare la fiducia. Perché il rubare e il mentire sono strettamente legati alla fiducia. Le persone devono avere fiducia in noi e ci devono vedere sane, sante. Per questo Giovanni alla fine dice: accontentatevi di quello che avete. Non c'è bisogno che andate a comprare il Gratta e Vinci, ti devi accontentare di quello che hai, perché quello è buono e sufficiente per la tua vita. Amen? Ci siete? Quindi, però spiritualmente che cosa ci vuole dire questo? Dobbiamo dare l'esempio spirituale, che siamo soddisfatti di quello che il Signore ci ha dato. Cioè, dobbiamo fare a gara per il regno dei cieli, per ottenere la corona, le varie corone che abbiamo analizzato in questi anni, ma non possiamo fare a gara qua dentro per il primato, per il primo posto. Accontentiamoci di quello che il Signore ci ha dato. E facciamolo meglio quello che il Signore ci ha dato, il ruolo che Dio ci ha dato. Non c'è bisogno di strafare nelle cose perché vogliamo far vedere che siamo bravi. Il Dio, quando vedrà che siamo nel posto giusto e nel momento giusto, ci premierà e ci darà la spilletta per passare di livello. Amen. Però intanto dobbiamo lavorare dove siamo, facciamo quello che facciamo e facciamolo senza pretendere niente dal Signore, senza pretendere niente dal cielo, come se dovessimo essere i liberatori del mondo. Non è così. Bisogna salire a livello spirituale, sì, ma quando il Signore ci darà la possibilità.
non dobbiamo rubare il posto degli altri e non dobbiamo mentire per screditare gli altri. Spiritualmente ci guadagniamo noi. Vedete, quando la parola di Dio è una parola che dura per sempre. Possiamo garantire, ognuno di noi può garantire con la propria vita che quella parola è perfetta, Dio garantisce. Non si rimangerà mai quella parola. Perché lui che cosa dice? Non è un uomo. Perché noi invece ci rimangiamo la parola. Quando siamo in questo tipo di difficoltà, noi non dobbiamo fare come ha fatto Roboamo. Roboamo ha agito molto in fretta e ha agito in maniera stupida. Quando non abbiamo chiare le cose, vuol dire che quella stradina là non è dritta e che dobbiamo aspettare il giusto momento per raddrizzarla. Abbiamo detto l'altra volta che c'è bisogno di preghiera, della parola di Dio, di fermarci un attimino, pensare, non fate le cose distinto, ecco, non fate le cose distinto, perché qualche volta noi pensiamo, beh, ma è lo Spirito Santo che me lo suggerisce. No, fermati, perché quando tu devi fare la cosa così veloce vuol dire che sì, ma il ferro si batte mentre è caldo, sì, ma lo devi prima riscaldare il ferro, lo devi mettere nella brace e ci vuole tempo, dopo lo devi battere mentre è caldo. Quando noi cerchiamo e quando noi non siamo capaci di fermarci e di capire quello che dobbiamo fare, come Roboamo, cerchiamo consiglio. L'unica cosa saggia che fece Roboamo fu quella, ma non era saggia, perché lui cercava chi appoggiasse il suo pensiero. Noi ci dobbiamo fermare e cercare consiglio su persone che hanno la capacità di consigliarci. Amen? Dunque, se io devo fare una puntura, non vado da Gabriele, che oggi fa 5 anni e già matura, per dirmi come si fa. Devo andare da una persona esperta. Amen? Quando io mi fermo e dico, Signore, aspetta, ok, consigliami. O mi faccio consigliare. Ok? Io trovo pace, o magari non la trovo subito, ma trovo la pace. Se Roboamo avesse dato retta a quei consiglieri saggi e avesse pensato, ok, ora mi fermo, loro mi hanno consigliato così, ok. Lui avrebbe trovato la pace e avrebbe fatto la cosa giusta. Quando siamo sul punto di decidere qualche cosa, dobbiamo vedere davanti a noi com'è combinata quella strada. Ci sono colli davanti a noi vediamo al di là del problema. Sì o no? No. E allora fermati, devi cercare di vedere cosa c'è al di là. Hai spianato i colli, hai riempito le valli? No, fermati. Se ci sono curve, fermati. Se ci sono interessi di altre persone, interessi superiori ai tuoi, fermati, perché vuol dire che il Signore ti sta dicendo non andare avanti, fermati. Roboamo ha fatto la cosa più cretina che ci poteva essere in questo mondo. È andato dai carpentieri che anziché preparargli una strada dritta l'hanno buttato in un burrone. L'hanno spinto nella fossa e l'hanno fatto cadere. Sì, è arrivato velocemente, in fondo al mare. Ma è ovvio, perché il primo cattivo consigliere che aveva Roboamo erano i suoi pensieri. Ecco perché Giovanni dice preparate la strada, perché dice fermatevi e analizzatevi, guardatevi dentro. Amen. Quindi l'obiettivo di Giovanni naturalmente non era quello, come abbiamo detto, non era quello di purificare le persone. Lui non poteva purificare le persone. Lui le doveva portare alla verità del loro cuore.
e cercare di capire, cercare di istradare le persone al pentimento. Perché poi alla fine qua stiamo parlando di peccato, nel senso che erano un popolo di peccatori. Vi ricordate che cosa ci diceva Giovanni? Che tanto erano figli di Abramo, tanto siamo figli di Abramo, tanto siamo figli di Abramo, come se essere figli di Abramo era una garanzia per la loro vita. Sbagliato. Roboamo, ma tanto io sono figlio di Salomone, tanto io sono figlio di Salomone, farò come ha fatto Salomone, anche meglio di Salomone. Quindi non buttatevi sulle garanzie. Sulla barca in mezzo al mare quando c'era la tempesta, erano con Gesù. Quella era una garanzia. Ma come sappiamo che lì c'era veramente la presenza di Gesù? Perché loro sono entrati nel panico. Non erano sicuri, non avevano questa certezza. Roboamo aveva la certezza di fare bene e ha fatto male. Il cuore veramente che cerca Dio sa che sta succedendo qualcosa di male e cerca Cristo per essere salvato. In quel caso magari hanno mancato di fiducia, ma sapevano che c'era Gesù con loro. L'hanno svegliato e ci sono: Signore, ma tu che fai? Vuoi che noi moriamo? E chi l'italiano ci fa: ma come? Ma voi pensate veramente che la barca affonda mentre ci sono io qua sopra? Ok, anche se Gesù dorme, noi dobbiamo avere fiducia, ma il nostro cuore deve essere sempre allerta. Nella tempesta dobbiamo essere sempre in allerta, perché noi dobbiamo cercare Gesù. Non dobbiamo cercare i cattivi consiglieri, ma i buoni consiglieri. Amen? Amen. Quindi lui non ha l'autorità di purificare, l'acqua del battesimo che lui usava non purificava, non è come il battesimo che facciamo noi, che è simbolico sì, ma dalla vecchia vita tu sorgi alla nuova vita, cioè rinasci di nuovo. Questo era un battesimo di pentimento, tu ti dovevi pentire e chiedere perdono per i tuoi peccati, quindi non era una nuova nascita. Il battesimo di Gesù rappresenta la nuova nascita, il battesimo di Giovanni rappresentava il pentimento e lo scopo era quello di creare nel cuore delle persone il terreno buono e giusto per la venuta di Gesù. Perché poi che cosa ha detto Giovanni? Verrà uno più grande di me che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi quello è il battesimo poi della nuova nascita. Noi dobbiamo solo preparare la via del Signore nella nostra vita e nella vita delle persone, davanti a noi. Cioè noi non dobbiamo essere quelli che distruggono solo perché noi siamo in Cristo, noi abbiamo l'autorità di distruggere gli altri. No, è proprio l'esatto contrario. Noi che siamo in Cristo dobbiamo dare l'esempio agli altri per costruire. Per costruire. Non ti puoi permettere tu di essere di scandalo e rovinare la vita spirituale delle altre persone. Tu devi essere un esempio, una luce. Ci siete? Dì alla persona accanto a te: devi essere luce. Abbiamo studiato Genesi. Dio ha creato la luce e il quarto giorno Dio ha creato il sole. Ve lo ricordo? Il sole, la luna e le stelle. Siamo noi quelle stelle. Noi dobbiamo brillare. Non possiamo essere buchi neri. Noi dobbiamo essere stelle. Abbiamo preso accanto a te, devi essere stella. Allora, questo vuol dire che noi dobbiamo aspirare e spianare la via nel cuore delle persone per preparare la strada a Gesù. Amen? E questo ha un significato importante anche per la nostra vita, perché anche noi ogni tanto abbiamo bisogno di manutenzione in queste strade, perché ogni tanto noi non curiamo questa strada e si creano le buche, le frane portano via pezzi di strada e i ponti possono anche crollare. Noi dobbiamo curare anche noi stessi. Quindi nel momento complicato, dove ci sono le vie tortuose, dovremo preparare la via dentro di noi per conoscere quali sono i pensieri di Dio, per non essere troppo frettolosi. Ci sono situazioni che hanno bisogno di decisioni immediate, ma se noi possiamo
posticiparle, facciamolo. Perché è giusto fermarsi, mettersi in preghiera. Perché Gesù, vero, ci può parlare sul momento, ma quando noi siamo preparati nel tempo e abbiamo questa via che è già bella dritta, allora noi possiamo ricevere subito un messaggio da parte del Signore. Quando Pietro si trovava davanti al tribunale, non è che ci si aspetta 5 minuti che prego, va bene? Ma già lui aveva pregato, sapeva che cosa l'aspettava e quindi già era pronto, lo Spirito Santo subito gli ha parlato. Amen. Quindi preparate, questa via significa preparatevi perché può capitare che in un momento di bisogno subito dovete prendere delle decisioni, ma già siete pronti. E magari prendete il telefono e chiamate. Anche se il telefono non prende perché non c'è linea, non vi preoccupate, qualcuno prima o poi vi risponderà, ma siate prudenti, perché Dio ci chiama a essere prudenti. Siamo semplici come le colombe, ma prudenti come serpenti. Amen. Grazie Signore per quello che ci hai dato questa sera. Venga veramente il tuo regno dentro di noi, Signore. Vogliamo essere quelli che della tua volontà nei cieli diventino e si facciano fautori in questo mondo. Nel nome di Gesù, Padre, vieni a riempirci dello Spirito Santo affinché questa parola dentro di noi possa essere concreta, vera, affinché possiamo essere coloro che hanno la capacità di costruire strade, vie, non soltanto dentro noi stessi, ma anche fuori, nei cuori delle persone, nella vita delle persone. Vogliamo essere quelle stelle luminose che tu hai creato in quel giorno. Vogliamo brillare, Signore, della tua luce, vogliamo risplendere. Anche quando la notte è più scura, dove l'oscurità sembra ancora più pesante, più terribile, noi vogliamo essere quelli che brillano e che fanno vedere che c'è ancora una speranza. Vieni Spirito Santo, riempici di te nel nome di Gesù, stendi la tua mano, abbondaci Signore, di quel cuore vero, di quel cuore dedicato, qual era quello di Davide. Vogliamo Signore soprattutto il cuore dentro di noi, il cuore di Gesù. Signore, facci i tuoi imitatori, metti Signore in noi la volontà di essere e di fare le tue cose. Vogliamo essere quelli che prendono le istruzioni celesti e le mettono in pratica in questo mondo. Vogliamo essere, Signore, come il decoder, Signore, che prende il segnale dall'antenna e lo trasmette, Signore, in questo mondo. Vogliamo essere quelli che dal cielo prendono le ricchezze e le distribuiscono in questo mondo. Vogliamo essere un esempio di vita nelle cose pratiche, nelle cose spirituali. Vogliamo essere, Signore, quelli che nel nome di Gesù portano avanti la bandiera del regno dei cieli. Portano avanti il tuo nome, la tua gloria. Vogliamo essere, Signore, di quelli che veramente sanno dare e donare tutto loro stessi, anche per coloro che non hanno necessità vere. Stendi la tua mano, Signore. Stendi la tua mano nella nostra vita. Facci ubbidienti alle regole, alle leggi del cielo. Facci ubbidienti, Signore, alla tua parola. Permettici, Signore, di essere buoni ascoltatori, buoni consiglieri, buone persone che fanno le cose secondo la bontà che tu hai scritto in noi. Sappiamo, Signore, che queste cose, certo, non salvano, ma sicuramente, Signore, sono utili per il regno dei cieli. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Elevati, alzati nella nostra vita. Vieni col tuo Spirito, Signore, a convincere le nostre menti, i nostri cuori. Vogliamo essere concreti nelle cose, vogliamo essere concreti nella nostra vita. Non vogliamo dimenticare che tu sei morto per noi e che è richiesto a noi di morire. Vieni, Spirito Santo. Vieni, ancora noi vogliamo immergerci nelle acque della rinascita, non soltanto nelle acque del pentimento.
nelle acque della nuova vita. Manda la tua unzione, Signore, su di noi. Lavaci col tuo sangue. Insegnaci, Signore, ad abbassare le montagne. Insegnaci a riempire le valli. Insegnaci, Signore, ad eliminare le curve, a togliere ogni cosa scabrosa lungo questa strada. Insegnaci, Signore, nel nome di Gesù, a fare strade dritte, a togliere ogni impedimento dentro di noi, a togliere ogni impedimento nella vita delle persone. Insegnaci, Signore, a fare le strade dritte. Tu ci dici di farle e noi vogliamo farle, ma indicaci, Signore, come farle. Dacci le istruzioni per capire, Signore. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Grazie, Signore, tu sei degno di lode, di gloria e di onore. E adesso, Signore, portaci alla tua presenza, alla tua presenza. E adesso, Signore, portaci alla tua presenza, alla tua presenza. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti a te. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti agli occhi miei. Dal tuo trono alzati, oh Signore, il tuo braccio forte stendi, perché quando tu ti muovi la terra trema alla tua presenza. Dal tuo trono alzati, oh Signore, il tuo braccio forte stendi, perché quando tu ti muovi la terra trema. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti a me. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti agli occhi miei. Tu mi hai cambiata, mi hai trasformata, mi hai liberata, mi hai rinnovata, ogni cosa nuova hai fatto dentro me. Tu mi hai cambiata, mi hai trasformata, mi hai liberata, mi hai rinnovata, ogni cosa nuova hai fatto dentro me. La tua maestà adesso in me, la gloria tua posso vedere. La tua maestà adesso in me, la gloria tua posso vedere. Posso vedere,